Nel convegno di oggi io mi concentrerò sul Corecom. Il Corecom, ente di garanzia della Regione Veneto nell'ambito della comunicazione. Abbiamo importantissime funzioni che sono sia delegate dall'autorità centrale delle telecomunicazioni, Agicom, sia proprie, ovvero sia che ci vengono date dalla legge istitutiva, la 18 del 2001. Beh, le funzioni fondamentali del Comercom posso dire che sono conciliazione e definizione, un servizio gratuito che offriamo ai cittadini per risolvere le controversie in materia di telefonia. Il Corecom è anche autorità garante che quindi si occupa di vigilare e monitorare durante il periodo par condicio. In questo momento siamo appunto in par condicio. E infine non scorderei l'importantissima funzione della media education, quindi educazione ad un utilizzo responsabile e consapevole della rete. Ricordiamoci l'importanza di questa funzione. Oggi, dai dati in nostro possesso, che sono dell'anno scolastico 2022-2023, abbiamo verificato che un ragazzo su 3 è stato vittima di cyberbullismo. Numeri elevatissimi che ci hanno fatto di ritenere di affrontare al meglio questa funzione. Abbiamo ritenuto opportuno, in collaborazione con il Consiglio regionale e in occasione del decennale della fondazione, di realizzare un convegno relativamente agli organi di garanzia e, per quanto mi riguarda, in particolare il Garante regionale dei diritti della persona, che è un soggetto indipendente terzo, autonomo, incardinato nel Consiglio regionale con una struttura fornita dal Consiglio, nel quale sono state riassunte in un'unica figura le funzioni del difensore civico, quindi di colui che difende il cittadino da abusi delle pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi per quanto riguarda i minori in senso generale, tutela, promozione, salvaguardia, e per quanto riguarda la garanzia delle persone limitate nella libertà personale, poi detto brevemente detenuti, però riguardano anche altri soggetti che siano privati della libertà personale nelle REMS, in strutture insomma dove sono, diciamo, internati o reclusi, ecco. E è molto importante, soprattutto anche dal mio punto di vista, che si conoscano queste opportunità, perché poi quello che il filo conduttore delle 3 funzioni è poter rivolgersi a un'autorità di garanzia senza spesa, in via amministrativa, a un soggetto che possa e abbia anche l'autorità e la competenza di contattare le varie amministrazioni e poter risolvere i problemi del cittadino, ripeto, senza dover spendere o dover andare da avvocati, patrocini, eccetera. Questo è l'elemento.